potrebbe farsi aiutare da qualcuno, in realtà decide di restare in casa, è in casa da solo e ha la sua pistola d'ordinanza di quando era capitano nell'esercito e decide di resistere così. I fascisti cercano di entrare, la casa è abbastanza bassa, diciamo è al primo piano l'appartamento, un fascista si arrampica dal balcone, Lussu gli spara e lo ammazza. Dopodiché, invece di arrestare i fascisti che cercavano di linciare questo deputato, questo onorevole, la polizia arresta Lussu. Non soltanto, ma prima lo incarcera e poi lo spedisce al confino, all'isola di Lipari, dalla quale poi, come sapete, ha avuto una fuga rocambolesca ed è riparato in Francia. 1926. Come un santo patrono, salutato da grida e botti, si affaccia dal balcone l'assassino di Matteotti. Tempi di sangue e smorfie da pagliaccio, tempi di favole, di incendi e di minacce. Anche a Cagliari ci vuole una lezione per chi resiste. Si radunano coi fascisti, coi bastoni e con le pistole. Abbasso Lussu, nemico dell'Italia. A morte Lussu, strepita la canaglia. La casa al primo piano, la marmaglia la circonda. Dentro solo il capitano è calmissimo a mano armata. Un disgraziato si arrampica dal terrazzo, suona uno sparo, si svuota tutta la piazza. Arriva il commissario, onorevole polizia, apra subito la porta, è in arresto su, venga via. Giustizia è fatta, la vittima è in prigione, i farabutти preparano un'altra azione. A novembre la nave sta salpando per il confino, là incrocia un pescatore, riconosce il concittadino, grida viva chi lotta e chi non si rassegna, e viva Lussu, e viva la Sardegna.
dai.